Stiamo parlando oggi della zona d'Italia più ricca, Barolo, Barbaresco, Ferrero. Cosa c'è? Non avete idea, più 40% di turismo internazionale ogni anno, non sappiamo più dove metterli, venite ad aprire alberghi da noi. Turismo molto ricco, è partita questa narrazione del Barolo, del Barbaresco, del tartufo bianco. Sapete, no? Tartufo bianco d'Alba. In Italia si calcola che leviamo 1000 quintali di tartufo l'anno, ad Alba 80. Su 1000, però ne vendiamo 1200, perché vediamo che quelli serbi, vediamo che poi per vendere a un certo prezzo deve venire da noi, anche voi avete il tartufo. Certo, dove Poi anche di là, su Savigno. Finale. Se voi leggete le prime 3 pagine di Fenoglio sulla Malora, vedete in che stato eravamo. Eravamo il luogo più povero d'Italia, un disastro. Perché non riuscivamo a riprenderci dalla mezzadria. Qui c'è stato un fenomeno qua della mezzadria che ha dato a un certo punto degli stimoli imprenditoriali. Noi c'erano solo i ricchissimi che avevano roba, gli altri proprio servi della gleba, e siamo ripartiti. Coraggio. E quindi questa è la decima mossa che io vi propongo, che è fiducia, coraggio, diciamolo in ordine, fiducia, patriottismo e coraggio. E coraggio. Bene, ho finito. Quando faccio riunioni in America è 3 minutes for the summary, il riassunto, che non deve durare più di 3 minuti. Il riassunto è bellissimo. Io trovo che il riassunto è la roba più bella. Sì, le riunioni alla fine è una scusa per poter fare il riassunto alla fine. Perché alla fine io mi sono fatto media, liceo classico su Bignami. Non avevo né tanta voglia né tanto tempo per studiare, perché lavoravo, era dura allora Bignami. Pensate alla genialità di questo qua, questo Bignami. Riuscivo in una farina così a mettermi tutto sussidiario. Gestire l'imperfezione, avere il senso delle priorità, individuare 10 cose da fare, semplificare le problematiche, pensare locale e agire globale, il contrario di quello che sei ora, scuola di marketing, saper narrare, altrimenti copiare, non mollare mai, restare giovani, dal senso del dovere al senso del piacere, sul grande tema del rispetto, cambiare, decidere di cambiare al momento B, se poi ci riuscite all'A, siete dei fuori classe, non aspettiamo il C, perché è un casino, e alla fine mettete insieme questi 3 argomenti. Bene, 40 secondi per dirvi questo, se me la ricordo. La settimana scorsa sono andato all'ONU, ho avuto il privilegio che mi hanno chiamato a parlare a 2060 ragazzi fra i 18 e i 23 anni di 140 nazioni diverse all'ONU. Ero molto emozionato perché ho tenuto questa conferenza di 40 minuti in inglese, col mio inglese, che è un inglese di 200 parole, tanto non servono mica di più per fare affari. Io incomincio proprio così con loro, gli dico sorry, I know only 200 words in English. But with 200 words it's possible to open many stories in all the world. I know many people that know 10,000 words, but don't open nothing. Loro giù a ridere. E gli dico, when I don't know one word in English, I tell in Italian and cut the last vocal. I have 50% of probability. Cioè la dico in italiano, tanto il 50% delle parole anglosassoni non le dice latina. Si fa così, se tu vuoi parlare inglese, la dici italiana e togli l'ultima consonante, se vuoi parlare portoghese aggiungi un au, cacao, meravigliao, se la vuoi dire in spagnolo aggiungi una S, più o meno te la cavi, il problema si voglia di fare, il linguaggio si supera. E allora alla fine di questo discorso, che era Stay Young, era tutto imperniato su questo tema qua, e ho chiuso con non è una poesia, ma sapete, Tonino Guerra mi ha insegnato, mi diceva, perfino tu col mestiere di merda che fai puoi mettere un po' di poesia vicino a quei prodotti che vendi, no? E lui mi ha insegnato
insegnato, io vedevo lavatrici allora come loro. Lui mi ha insegnato che la lavatrice non era una lavatrice, era una scatola bianca magica dove butti roba sporca e esce pulita. Pensate, raccontata così una lavatrice, è più bella, non ti guardano più il prezzo. È importante, è un modo di narrazione poetico. Allora io ho cercato di riassumere in 40 secondi a quei ragazzi quello che gli avevo raccontato in 40 minuti. E allora li vedete in inglese, voi ve la dico in italiano se me la ricordo. Era un augurio che ho voluto fare a questi ragazzi. Vi auguro rimorsi, perché vuol dire che avete sbagliato e lo avete capito. Vi auguro rimpianti, perché vuol dire che avete dimenticato di fare cose buone e lo avete capito. Vi auguro paure, perché è dalle paura che nascerà il vostro coraggio. Vi auguro speranze, perché le speranze sono la fonte essenziale del vostro entusiasmo. Infine, vi auguro leggerezza. La leggerezza riuscirà a tenere insieme il vostro passato di rimorsi e di rimpianti col vostro futuro di paure e di speranze. Vi auguro questi sentimenti, perché se riuscirete ad accoglierli nel vostro cuore avrete una luce. Gli altri la vedranno e correranno ad abbracciarvi. E ovazione, hanno goduto molto di questa poesia. Vi ringrazio. Bene, allora direi che l'applauso dice tutto e prendere la parola dopo una relazione di questo genere è abbastanza dura. Volevo aggiungere solo una cosa.